Buonasera, nuovo appuntamento di Covid-19. Oggi è il sindacalista, ma anche un grande conoscitore del mondo dei consumatori. Ne parleremo anche di questo aspetto con Girolamo Maglio Cardella della Confsal regionale Sicilia. Allora, come si è vissuto questo 2 mesi di Covid, tutti in quarantena, quindi con delle difficoltà relative al lavoro, insomma, la sua esperienza, dottore Cardella. Ma intanto più precisamente sono il responsabile di Fast Confsal per la provincia di Agrigento, ovviamente, è sindacato autonomo, segue con molta attenzione a livello nazionale le problematiche che riguardano l'economia, il lavoro, la previdenza, tutti i temi oggi che sono attualissimi riferitamente purtroppo alle cause determinate, alle conseguenze determinate dal Covid-19. È un momento, per quello che mi riguarda, anche per la mia esperienza, ritengo che questa situazione avrebbe dovuto portare il Parlamento e le forze sociali a ripensare probabilmente dal basso ad una nuova formula di politiche del lavoro. Perché? Perché si presentano oggi situazioni assolutamente impreviste rispetto al passato. Basta solo pensare, ad esempio, all'introduzione su base nazionale del lavoro agile, che ha comportato non poche problematiche, soprattutto nella fase di avvio, di adattamento. Ma ci rendiamo conto oggi che il lavoro agile, a prescindere dalla vicenda del Covid-19, non potrà non far parte anche in avanti della vita lavorativa di centinaia di migliaia di lavoratori. Ma su questo occorre ripensare adesso con estrema attenzione, quindi non più in chiave, come voglio dire, straordinaria, ma in una condizione oggettivamente ordinaria. Il lavoro agile può diventare un modo di lavorare innovativo, presenta notevoli vantaggi. Proviamo a immaginare il lavoro agile per le donne. Il lavoro agile per le donne, per le famiglie che hanno anche bambini piccoli, per fare un esempio, quanto può essere determinante per una famiglia possibilmente fare a meno a quel punto di un costo maggiore, come può essere quello di una babysitter, di una cura per i bambini, di un'attenzione per i bambini, invece riuscire a svolgere un'attività lavorativa non avendo un costo così come finora magari si è sostenuto, e non privarsi della possibilità di far vivere i propri figli insieme ai genitori pur lavorando a casa. Questo potrebbe rappresentare già un vantaggio, ma soprattutto credo che il lavoro agile debba avere proprio una fase di contrattazione innovativa, quindi auspichiamo che, superata questa fase, si apra a livello nazionale un dibattito vero e proprio per tutti i settori produttivi, pubblici e privati. Bene, è un piacere parlare con te. Parliamo di un aspetto Covid e relativamente alle problematiche del lavoro. Un po' nel nostro giro di valzer abbiamo sentito medici, colleghi tuoi, imprenditori. Ecco, parlavo con un collega giorni fa, un tuo collega di un altro settore, mi diceva: in questo momento sto bene perché non uso più la macchina, con lo smart working, con il PC, riusciamo a metterci in contatto con tutta l'Italia, riusciamo a fare le riunioni con i vertici anche dei responsabili dei vari uffici regionali e provinciali, per cui diciamo guardava diciamo, come aspetto positivo questa esperienza del Covid. Quindi diciamo un modo nuovo di fare lavoro, quindi non prendi più la macchina, non c'è il rischio che hai nell'affrontare un paio d'ore di macchina, insomma c'è anche questo aspetto. Quindi il Covid da un punto di vista di lavoro sicuramente ci modificherà, come io sto facendo ora l'intervista
con te, con altri tuoi colleghi, senza la presenza necessaria in studio, si fa col PC. Per cui una rivoluzione nel giro di 60 giorni, dico, si sono raggiunti obiettivi che forse in anni programmati non si sarebbero raggiunti, no? Proviamo a immaginare, condivido pienamente la tua riflessione, proviamo a immaginare anche dal punto di vista dei datori di lavoro quanto può essere vantaggioso in termini anche di costi la gestione di un lavoro agile. Perché? Perché intervengono possibilmente l'indennità di trasporto, giusto che l'organizzazione anche di servizi interni all'azienda, cioè ci sono tutta una serie di, si possono registrare, come in effetti già tuttora si registrano, microeconomie che nell'arco dell'anno diventano delle macroeconomie da parte dei datori di lavoro, macroeconomie che potrebbero essere meglio utilizzate per venire incontro anche, per esempio, a premi di produttività, cioè riuscire a fare in modo che il lavoro agile non diventi una soluzione temporanea, ma possa diventare anche una soluzione capace di assicurare produttività ed economia e anche guadagno per il lavoratore. Che tu considera la macchina, la Esatto, benzina, esatto. il pranzo, insomma si risparmia una serie di costi quando così si ci può vedere, insomma, direttamente a raggiungere lo stesso obiettivo. Ma a parte questo, dico, col Covid-19 si sono anche visti i limiti lavorativi di un settore come quello della sanità, che purtroppo abbiamo visto è stato quello maggiormente attivo, insomma, preso, perché chiaramente tutti si andava in ospedale. Abbiamo visto lunghe pubblicità e serpentoni che passavano in tutte le reti nazionali, che cercavano medici, che cercavano OSA, per cui abbiamo visto il limite di una politica restrittiva che negli anni si è fatto verso il settore della sanità, cui spesso voi avete sempre puntato il dito, no? Beh, Arturo, il problema della sanità, a prescindere dal ruolo che ciascuno di noi svolge, ci riguarda in primo luogo come cittadini del nostro paese. Oggi ci siamo accorti, non che non fosse prioritario prima, ma questo tempo ci ha fatto accorgere di quando la vita e la salute di ciascuno di noi sia importante non solo dal punto di vista individuale, ma sia importante per un intero paese. Perché trovarsi in una condizione purtroppo triste di dover decidere di chi mandare in terapia intensiva tra una persona anziana e un giovane, perché non ci sono i posti disponibili, credo che quando si arriva a questi punti, in queste situazioni, bisogna allora necessariamente provare a ripensare dal basso come deve essere governata e come deve essere pianificata e programmata la sanità nel nostro paese, senza andare molto lontano, la sanità nella nostra regione, nella nostra provincia. E credo... Abbiamo pagato anni di tagli sulla sanità e ora abbiamo visto, insomma, i limiti. Quindi come sarà la sanità, secondo te, superata questa fase emergenziale? Ma intanto io sono dell'avviso che questa triste vicenda mondiale, per così dire, la pandemia, sicuramente pone un problema. Bisogna potenziare tutta l'area medica, tutta l'area socio-assistenziale, ma per fare un esempio, ci rendiamo conto di quanto sia stata limitativa la scelta di chiudere, di considerare a numero chiuso le facoltà, ad esempio, di medicina, quando adesso invece ci siamo accorti che basta adesso. A quante chiamate hanno potuto rispondere i giovani che non si sono specializzati? Perché non potevamo farlo prima? Al posto di considerare un'area selettiva l'area medica. Quindi, da un lato, proviamo a immaginare l'importanza straordinaria degli operatori socioassistenziali, i cosiddetti OSA, OSS, quanto sono stati importanti. Se oggi guardiamo l'offerta di lavoro che da Trento alla Sicilia oggi impera in tutti i siti,
tu troverai solo medici, operatori socioassistenziali e sociosanitari. Quindi significa che questa è la vera domanda del paese, ma che non è solo limitata a questo punto solo alla gestione del Covid-19. Ci siamo accorti che bisogna potenziare reparto per reparto tutti i servizi proprio perché così possiamo rispondere meglio alle emergenze. Oggi il Covid magari lo consideriamo un'emergenza in uscita, ma di questo dovremmo accertarcene con maggiore, auguriamoci che sia così, ce ne accerteremo le prossime settimane. Proviamo solo a immaginare per un solo momento se dovesse esserci una ricaduta pesante rispetto a questa situazione adesso con maggiore, dove abbiamo allentato un po', per così dire, la tensione. È importante riconsiderare il lavoro nella sanità come un settore rigorosamente prioritario, così come lo sono i servizi, così come lo è la grande distribuzione, così come lo sono le costruzioni, l'edilizia, tutta l'area dell'artigianato, il turismo. Tutti i settori sono importanti, ma in ordine di priorità la sanità va ripensata da cima a fondo. Io direi anche strategico, lo metterei a livello, lo paragonerei insomma parallelamente anche al settore militare. Insomma, abbiamo visto che Sì. anche medici in pensione si sono messi a disposizione, ragazzi non ancora laureati, quindi come dicevi tu abbiamo pagato lo scotto di scelte molto molto selettive, oserei dire di casta, mentre nelle altre facoltà c'era il numero aperto, apertissimo. Nella sanità si voleva preservare questa cassa che è quella dei medici. Parliamoci chiaro, affrontiamo il problema. Io mi auguro che con questa occasione si possano un po' allargare le maglie anche di questo settore. Abbiamo visto che sono arrivati medici anche da fuori Italia, dalla grande cooperazione che c'è stata anche da Cuba. Ecco, mi ha colpito un piccolo paese la cui economia sicuramente non è quella da quinta potenza come l'Italia, ecco, un piccolo paese con tantissime problematiche ha voluto dare una mano d'aiuto mandando circa 30-40 medici a darci una mano, per cui chiaramente il settore sanitario va sicuramente molto ripensato, anche perché il settore sanitario, abbiamo visto in particolare con le RSA, sono stati dei focolai di Covid-19 impressionanti. Cioè abbiamo visto che ultimamente dovunque, in Sicilia per esempio a Troina, no? Faccio un esempio, o a Milano con l'albergo Trivulzio. L'albergo Trivulzio, insomma, proprio come vedere gli antipodi si sono uniti in un settore che è quello importantissimo della terza età, che purtroppo diciamo è stato un po' abbandonato e che doveva invece essere preventivamente curato maggiormente. Quindi un settore di lavoro molto molto importante, nel cui futuro sicuramente ci sarà da investire parecchio. Manlio. Ma infatti Arturo, condivido pienamente la tua, quando hai sottolineato diciamo, la solidarietà dei paesi un po' di tutta Europa e oltre anche Europa a inviare medici in Italia. Bene, proviamo a immaginare che se questa necessità vi è stata è perché comunque tutta l'area medica, la sanità, scontava purtroppo una non adeguata un non adeguato numero di medici e di operatori parasanitari atti ad affrontare una situazione pandemica di queste dimensioni. Allora, c'è anche un altro problema che secondo me non va sottovalutato. Occorre ripensare anche ad un ruolo diverso, più efficace, ripensandolo dal basso, degli ordini professionali. Cioè, quando parliamo di caste, no? Che cosa abbiamo fatto diventare alcuni ordini veramente delle caste? Bisogna ripensarlo come ordini che possano realmente oggi rappresentare gli interessi di una vasta collettività, ma rappresentarli ancora meglio rispetto al passato in funzione anche di queste innovazioni che purtroppo la sanità impone. Ecco che il ruolo e la funzione degli ordini in una logica di concertazione, di come vanno gestiti gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, come vanno erogati i servizi. E tutto questo però, ci rendiamo conto,
non deve rappresentare un costo per il cittadino, deve rappresentare un costo per la sanità pubblica. Quindi si vada a risparmiare dove si deve risparmiare, ma non si può certo risparmiare per curare la vita delle persone, soprattutto anche dei bambini e di quegli anziani. Ho citato Cuba così, Sì, ma mi ha colpito moltissimo l'Albania, un paese un paese del povero, Premier ha usato parole veramente i fratelli italiani che ci hanno aiutato nel momento del bisogno, e queste sono cose secondo me importanti che resteranno nella storia. Ecco, un piccolo esercito di sanitari e parasanitari dell'Albania è venuto insomma a darci una mano. Per mi ha molto impressionato questa cosa. Quando ho sentito il presidente dell'Albania intervistato, si è visto che ha parlato proprio con il cuore in mano, riferitamente quasi alla devozione che l'Albania ha nei confronti dell'Italia, considerando l'Italia proprio un paese veramente amico, perché in effetti all'amicizia dell'Italia è stata fondamentale anche per il popolo albanese, come lo è tuttora. Certo. Senti Mario, parlando, diciamo così, analizzando un po' questi aspetti del Covid nei vari settori come stiamo facendo, ecco, un settore diciamo importantissimo dopo la sanità è stato quello della pubblica istruzione, è stato quello della scuola. Chi si poteva immaginare che migliaia di studenti, centinaia e centinaia di professori in tutta Italia nel giro di un Fiat si organizzavano e facevano lezione con lo smart working, col cellulare, c'è proprio una rivoluzione, diciamo, forse noi magari la sottovalutiamo, però da un punto di vista lavorativo direi storica, epica, no? Certo, infatti ci facciamo fare il paio questa analisi che stai facendo con la premessa che abbiamo effettuato all'inizio, cioè adesso il sistema della istruzione e quindi anche della formazione questi due aspetti non potranno non risentire della necessità di riformulare proprio dal basso anche la formazione e l'istruzione, dalla formazione professionale e l'istruzione scolastica e universitaria. Significa questo che dovrà necessariamente avere una evoluzione il modello della contrattazione collettiva di questi settori, perché se consideriamo che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono impreparati a gestire il lavoro nelle condizioni attuali, quindi ci vorrà una crescita evolutiva del paese nel riconsiderare una innovativa azione della contrattazione collettiva. L'istruzione, la formazione professionale non potranno non tenere conto della necessità di avere in parallelo alle aule ordinarie che dovranno continuare ad esserci, anche questa opportunità dovrà rappresentare non una opportunità emergenziale, ma dovrà rappresentare l'altra faccia dell'attività dell'istruzione e della formazione. Chiaramente è importante anche le infrastrutture, perché in questa nuova rivoluzione digitale, se non hai internet, se non hai la DSL, se non hai la fibra, si sta investendo tanto in fibra, ma la Sicilia ancora è arretrata anni luce rispetto alle regioni del nord. Se non hai queste infrastrutture, insomma, se non hai queste autostrade digitali, chiaramente se non c'è internet, se non c'è la connessione, diciamo, non hai fatto nulla, no? Quindi bisogna investire fondi europei, fondi straordinari anche in questo settore, in particolare per il sud, dove le carenze strutturali, le autostrade non ci sono, le strade sono purtroppo quelle che sono, però investire in queste cose significa non prendere la macchina, andare magari a Catania o a Palermo e risolvere il problema da un punto di vista digitale. Ma da un punto di vista digitale, dico, se noi ancora probabilmente per lunghi anni sconteremo problemi sotto il profilo infrastrutturale viario, ma credo che dal punto di vista digitale non ci si può più attardare a mettere la Sicilia in condizioni
di parità rispetto oggi al resto d'Europa, per fare un esempio. Quindi presuppongo che sia opportuno anche avviare per il sindacato nei confronti del governo, ma diciamo delle parti sociali, nel confronto tra parti sociali e governo, bisognerà ripensare ad esempio la possibilità di incentivare il digitale. Deve rappresentare un'opportunità ma non un costo, soprattutto per le famiglie e per i lavoratori. Quindi consideriamo che questa necessità deve essere una necessità sociale che non può né deve gravare né sulle famiglie né sui lavoratori. È il Paese che deve avvertire questa necessità, la deve fare propria, caricandosi il Paese dal punto di vista pubblico dei costi, tutti i costi che questa evoluzione dovrà comportare. Proviamo a immaginare se dovessimo per un solo ipotizzare che il digitale deve rappresentare un costo per l'impresa pubblica o privata, per così dire, nei confronti anche di una migliore efficacia e funzionalità dei servizi. No, deve essere lo Stato a rendersi conto che la pandemia ha reso evidente di come il digitale sia una necessità sociale e come tale va affrontata. Come Senti, sì, Magda, così per esempio, Arturo, scusami, vorrei aggiungere una cosa. Anche ci siamo accorti di quanto sia importante anche il ruolo e la funzione dell'informazione. Cioè noi abbiamo istruzione, formazione, informazione. Cioè l'informazione non può essere più gestita così come è stata sinora. E quando dico informazione dico dal basso della Sicilia, di ogni più piccolo comune. Proviamo a immaginare quanto è stata importante la vostra informazione. L'informazione dei siti internet, dal più piccolo al più grande, dalla televisione locale, dalla più piccola alla più grande. Oggi, se noi ci possiamo permettere di fare questa trasmissione così, questo collegamento, lo si deve intanto ad uno sforzo che sta facendo TVA, per fare un esempio. Beh, e così come TVA, tante altre televisioni si sono adoperate in questo momento per tenere presente, per tenere l'anello di congiunzione, un anello di congiunzione tra ciò che succede, tra quelle che sono le esigenze di informazione delle famiglie, oltre che diciamo del lavoratore, del libero professionista, del docente universitario, giusto che del formatore, per così dire. Ecco, ripensiamo il Paese dal basso in questa fase e abbiamo bisogno di ripensarlo intanto con le nostre forze. Non mettiamoci a dire adesso chiederemo all'Europa cosa deve o non deve fare. Proviamo invece meglio a gestire le risorse che ha il nostro Paese, rendendo un nuovo modello di priorità che vanno costruite col consenso dei cittadini. Ma mi auguro che anche il ruolo dell'informazione, come tu dicevi, importantissimo, sia anche valutato per quello che merita anche da parte delle istruzioni, cioè delle istituzioni. Vediamo che tra gli aiuti, diciamo, dati, il settore delle teorie non è che sia stato tra i più brillanti, parliamoci chiaro. Si pensa a tantissime categorie, però l'informazione è un'esigenza importante per la collettività. La pluralità, il pluralismo dell'informazione è importante, cosa che invece sta andando controtendenza con le politiche ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico. Proprio in questi giorni a noi emittenti ci è pervenuta una lettera, a me è arrivata ieri sera la PEC, dove ci consigliano, ci invitano a liberare le frequenze entro il 30 maggio, perché i signori del Mise si sono venduti i canali per il 5G, il 5G ha pagato una barca di soldi che il Ministero, lo Stato italiano ha incassato, ora deve liberare le frequenze. Esatto. Quindi noi televisioni locali che abbiamo una piccola banda da 30 anni, da quando fu la legge Mammì, da 40 anni, dal 1980, dove io personalmente ho speso tutta la mia vita per la telecomunicazione, purtroppo ora dobbiamo levarci di torno. Ci è arrivata una lettera, entro il 30 maggio ci hanno un invito formale, per cui dandoci un indennizzo che non sappiamo neanche di quant'è l'indennizzo, perché è scritto con una formula aleatoria, cioè molto vaporosa, che praticamente se io devo lasciare le frequenze devo sapere qual è il mio indennizzo, cioè non può esserci una formula così. Comunque, dicevo, purtroppo questa è la politica ministeriale, l'informazione concentrata in poche mani, così
si può ben controllare quello che si dice, come d'altronde vediamo che sta succedendo sulle reti nazionali, dove c'è in particolare un certo tipo di informazione canalizzata solo in un vero settore. Comunque questo non fa parte del tema della trasmissione, era così. Diciamo, vabbè, però ho la palla in balzo per dire la mia su purtroppo gente, imprenditori che hanno speso la loro vita in un settore e ora diciamo ci stanno dando il ben servito perché dobbiamo dare le frequenze al 5G. Ma Arturo, io sono dell'avviso che le emittenti locali hanno un'importanza straordinaria soprattutto per la democrazia nel nostro paese, perché la democrazia è fatta anche di informazione, cioè la gente si forma un'idea sulle cose che riguardano la vita di tutti i giorni, il lavoro di tutti i giorni, la previdenza di tutti i giorni, la politica di tutti i giorni, e questa idea il cittadino può formarsela grazie soprattutto alle emittenti locali, perché comunque i network nazionali, che poi si racchiudono in poco meno sulle dita di una mano, i più importanti, finiscono con il centralizzare poi l'informazione e non rendendola poi chiara, così come è giusto che sia per tutti i cittadini. Allora, sì, vabbè, a parte questo sfogo che purtroppo mi costa perché no, però ti dico Arturo, è importante anche le associazioni di categoria. E ora una lettera, insomma, dobbiamo, e quindi c'è un programma già ben preciso, stabilito, per cui diciamo contro i poteri forti non si può fare nulla. Senti, volevo gli ultimi 5 minuti di questa nostra intervista volevo dedicarla a un fattore molto importante. In questi giorni so che hanno trovato un accordo, insomma il ministro praticamente su questa sanatoria degli immigrati si stava rischiando la crisi istituzionale, no? Perché ecco, parliamo, mancano braccia all'agricoltura, non si riesce a raccogliere i frutti di quanto gli imprenditori agricoli hanno seminato, per cui si vuole fare questa maxi sanatoria verso gli immigrati. Ecco il tuo punto di vista, chiaramente. So che hanno trovato un accordo in queste ore. Comunque, ti dico subito, la vicenda della sanatoria per gli immigrati, che in questo momento è oggetto di un confronto tra il governo e le parti sociali, credo che debba rappresentare, proprio perché si sta ponendo un problema sociale di dimensioni enormi, debba rappresentare anche l'occasione, ed è un'occasione importante questa, per allargare la sfera della sanatoria. Cioè oggi abbiamo la possibilità di mettere fine, o meglio fare un punto preciso della situazione sul cosiddetto lavoro nero. Perché non fare un tavolo, non allargare la discussione alla necessità di trovare soluzioni adeguate a far emergere interamente il lavoro nero nel nostro paese? Quanti italiani lavorano in nero mentre io e te stiamo parlando? No? Dove c'è la necessità di un guadagno da un lato da parte del lavoratore che deve portare il pane a casa e dall'altro possibilmente da parte del piccolo, soprattutto piccolo imprenditore, che comunque si serve di una prestazione lavorativa avendo la preoccupazione di risparmiare qualcosa dal punto di vista previdenziale o fiscale. Ma quanto tutta questa vicenda, che crea anche non pochi problemi, non dimentichiamo che ci sono risvolti in materia anche di sicurezza sul lavoro, ci sono risvolti in materia di previdenza, cioè qui c'è gente che lavora da anni in nero e non avrà la possibilità di andare in pensione, lavora in nero da anni e lavora rischiando tutti i giorni la propria vita e la propria salute perché lavora in condizioni non di sicurezza adeguate. Allora un'operazione nazionale di emersione del lavoro nero, dove il lavoratore A e l'imprenditore A si dichiarano esattamente entrambi allo Stato per dire: noi abbiamo lavorato in nero. Lo Stato prende atto di questa dichiarazione, impone al datore di lavoro di assumere il lavoratore, glielo impone per un periodo già minimo, già preciso, e si fa carico dei costi. Proviamo a immaginare il significato di questa operazione. Sarebbe un'operazione civile, socialmente civile, economicamente giusta, e poi credo che vada nella direzione soprattutto di chi ha veramente bisogno e ha lavorato in condizioni di estrema necessità. Ecco, ultimo aspetto di questa nostra intervista,
tu rappresenti e curi anche il settore dei consumatori, dell'Unione dei Consumatori. Ecco, secondo te, tutti siamo consumatori chiaramente, vorrei una tua riflessione, per qualche minuto, su queste azioni, diciamo, di solidarietà che lo Stato ha fatto nei confronti dei cittadini, delle imprese, insomma, se si è fatto abbastanza o si potrebbe fare ancora di più. Stiamo aspettando da un giorno all'altro la nuova manovra finanziaria straordinaria che era denominata aprile, però siamo già al 10 maggio a momenti e forse capiamo che ci sono delle difficoltà, quindi però ecco, da quello che si vede, insomma, personalmente ho visto diversi commenti, Unioni Industriali, Confcommercio, Confesercenti, insomma tante associazioni di categoria, CNA, ecco, c'è un forte malcontento perché alla fine tutto si sta ribaltando in prestiti, cioè quindi debiti su debiti che le aziende e le famiglie dovranno prima o poi pagare, perché anche il blocco delle cartelle fiscali, sono tutte cose che chiaramente c'è sposti di qualche mese, però prima o poi dovremo pagare, insomma, quindi nessuna azione, diciamo, di bonifica, nessun indennizzo, nessun aiuto concreto, se non alla fine solo prestiti. Sì, allora i prestiti si debbono restituire, rappresentano un costo che poi si diluisca nel tempo e rimane pur sempre un costo. Le associazioni dei consumatori credo che abbiano fatto un'opera di sensibilizzazione importante in questo periodo, per esempio sulla questione dei mutui per la prima casa. È stato fatto un accordo separato tra ABI e associazioni dei consumatori per fare in modo che potesse allargarsi quanto più possibile la sfera degli aventi diritto a poter chiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. In questo senso credo che è di prossima pubblicazione l'elenco delle banche che hanno aderito all'appello dell'ABI in questo senso. Poi, ad esempio, una delle cose che non si è riusciti a fare del tutto, credo che sia questo rappresenti un neo tutto sommato, avrebbe dovuto essere la sospensione, ad esempio, per un certo più lungo periodo delle bollette dei servizi di pubblica utilità, acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti, cioè le tassazioni locali anche riguardanti le famiglie e le piccole e medie imprese, cioè di tutto questo avrebbe dovuto comunque avrebbe dovuto essere inserito in una partita che invece è stata solamente sfiorata, cioè noi delle proroghe, per così dire, di spostare di qualche mese, non è questo il problema, certamente, perché comunque rimane pur sempre il carico e la preoccupazione di come fare più avanti. Il problema è che la pandemia doveva invece aprire una partita che fosse solo ed esclusivamente a carico dello Stato. È questo quello che bisognerebbe fare in alcuni momenti. D'altronde se non lo fai in una situazione pandemica, che è come se fosse una guerra, quando lo devi fare? Questa operazione di forte solidarietà per il Paese. E di questo purtroppo è mancata l'azione della politica, intendiamoci. Le parti sociali non sono riuscite fino in fondo ad ottenere una vittoria. Mi ha fatto molta specie, per fare un esempio, perché volevo esprimere anch'io un'opinione in questo senso, a proposito delle casse integrazioni guadagni. C'è stata questa polemica per la Sicilia, dove si è dimesso il direttore dell'assessorato regionale al lavoro, perché a quanto pare mentre i lavoratori aspettavano di avere pagata la propria cassa integrazione guadagni, qui c'era una discussione avviata se si doveva dare una premialità ai lavoratori dipendenti che erano addetti ad evadere le pratiche. Beh, di questo voglio solo sottolineare che nella vita, prima ancora di essere lavoratori, siamo persone e ci vuole anche etica. Dico solo questo, e in particolari momenti il fatto che in molta gente ancora manchi l'etica in una situazione pandemica, credo che questo sia un aspetto sociale molto molto delicato. Musumeci si è assunto lui tutta la responsabilità, ha respinto le dimissioni del
di Vindigni, per cui insomma speriamo che alla fine il lavoro venga fatto e la gente insomma possa incassare questi piccoli 600 euro, insomma, che sono già meno del reddito di cittadinanza, insomma, per cui ti lascio dire insomma il mio dissenso. Una persona che lavora quantomeno dovrebbe avere un ristorno uguale a quello che non lavora e non fa niente, che sono 700 euro. Invece diciamo la cassa integrazione è stata di 600 euro, per cui insomma forse la politica anche lì non è l'optimum, e stiamo assistendo anche a queste continue diatribe tra destra, sinistra, Fratelli d'Italia, Salvini, il PD, Conte, insomma, dove non si fa altro ogni giorno un certo tipo di stampa, purtroppo vedo che fomenta sempre su Conte e giù il nuovo rimpasto, ci mettiamo a Franceschini, ci mettiamo a questo, ci mettiamo a quello, ma non credo che in questo momento ci voglia una grande solidarietà e cercare insomma di andare avanti da una parte e l'altra, da Conte che deve accettare quello che dice insomma i consigli dell'opposizione e anche l'opposizione nel cercare insomma di venire anche incontro alle esigenze. Ma Arturo, speriamo di uscirne Arturo, in questo periodo. mi fai dire una battuta su questo, perché è importante. Cioè, credo che qui non è un problema di cultura, quindi di cultura, di scuola. Credo che ad ogni cittadino italiano dia, in questo tempo che stiamo attraversando, faccia sinceramente fastidio il fatto di considerare l'Italia divisa per aree, come se ci fosse un'area predominante dal punto di vista sociale e un'area subordinata anche dal punto di vista sociale, il nord, il sud, i meridionali. Mi dispiace per qualche infelice uscita che lo stesso Feltri, che a mio avviso dovrebbe anche avere il buon senso di riposarsi e godersi la meritata pensione, giusto che alimentare invece avremmo fatto meglio a non assistere a delle frasi che oggi sono pienamente fuori luogo. Il paese è uno e il paese va considerato da Trento alla Sicilia un unico paese, specialmente in questo momento, e dovrebbe far parte anche della dialettica politica, dal consigliere comunale al parlamentare, dal sindaco al presidente del consiglio. Quello che manca forse è proprio questo, una maturità della politica di cui purtroppo ci stiamo accorgendo manca veramente nelle aule parlamentari. Bene Manlio, io ti ringrazio per avere un po' parlato di dei vari aspetti, diciamo, del Covid, aspetti relativamente alle varie tematiche lavorative, insomma, nei vari settori. D'altronde, insomma, c'è abbastanza da discutere. Speriamo di riuscire ad andare avanti e superare questo gravissimo momento in cui, insomma, vediamo che tantissima gente è morta, ma c'è anche la possibilità che molta gente muore da un punto di vista economico, che ha difficoltà a riaprire le imprese perché ci vogliono dei soldi e chiaramente insomma quello che sta succedendo avrà dei risvolti sicuramente anche negativi, purtroppo. Sì, Arturo, condivido pienamente. Io sono convinto che ci sono tantissime persone, ci siamo tantissime persone in questo paese che, avendo anche una morale, una personalità, un'educazione, cioè, credo che non emerga completamente del tutto quello che è il dramma che oggi attraversano migliaia di famiglie e migliaia di piccole e medie imprese. Cioè, ma parliamo di drammi individuali, di persone che non hanno come riuscire a tirare avanti, e questa è una drammatica realtà. Bene, grazie Manlio, grazie ai nostri telespettatori che hanno avuto la bontà di ascoltarci. Vi diamo appuntamento alle prossime trasmissioni dedicate al Covid-19. Grazie Manlio, buon lavoro, speriamo anche a voi. Insomma, di vederci presto e magari prenderci un caffè al bar come si faceva una volta. Buonasera, arrivederci.